Bello, se no è qui. Che sta male? Vai, va. Signori, per voi, ma soprattutto per Rosa, questa sera facciamo un applauso a Roberto Stallone che ci dedica un bel brano. No, la verità, voglio dire questa cosa. Innanzitutto faccio gli auguri alla signora Rosa, un applauso forte forte, tantissimi auguri. Ma mi è colpito più che altro questa cosa, perché io stasera, diciamo, sono, tra parentesi, l'impresario, ho portato Michele, che voi già conoscete tutti quanti, però come si fa a non chiamare un maestro così, perché lui sa fare tutto. Allora noi abbiamo l'agenda dei buoni e l'agenda dei meno buoni, purtroppo è così, il lavoro si fa così. Però il signor Alfonso mi ha colpito, mi ha detto dopo dovete fare una, due, tre canzoni. Ho detto sentite, se vengo chiamato per fare una cosa non ci riesco all'improvviso di fare un'altra, anche se questo è il mio mestiere. Però mi ha detto, voi sapete che io mi sono innamorato con la vostra canzone. Ma veramente, vi giuro, signor Alfonso, mi avete dato una gioia stasera bellissima, perché la sto registrando, figuratevi, dopo la pubblico sui miei social, ha detto che con una canzone mia si è fidanzato con la signora Rosa. Un applauso forte forte, era la festa che la Basciana Marunetta l'ha fatta. Bello. E io stasera vi faccio uno dei pezzi più belli che io interpreto e me la dedico a tutti quanti e alla signora Rosa in qui una! Dici non c'è la sta compagna vostra, ha perduto sogna fantasia, ma pensa sempre che è tutta vita mia, io ci ho promesso di dicere. Dici del cielo che una rosa maccia, assai più bella e una giornata sola, da bocca soia, più fresca del fiore, io ci ho messo sempre, e innamorata di me.
e ci danno le cose finite. Ma che pazzare? Non sto geloso, voglio solo non guardare, la mamma ci sfanasce, vicino a verità. La mia cara, tu c'era signora, grazie ancora, emozionato per sempre, per tutta la vita, per le parole che avete detto.